Il giro alla scoperta dei luoghi di Hemingway tra filari di gelsi costellati da variopinte farfalle e cavalli bianchi della Camargue tra orizzonti infiniti di fiori di campo comincia attraversando in bici le stradine sterrate delle terre venete della Bonifica, in mezzo alle coloratissime arnie in legno. Siamo a Caorle, tra gli stradoni e i canali della prima grande bonifica. È il finire del 1800, si lavora duro e le opere di ingegneria idraulica sono davvero straordinarie. Parliamo di un'idrovora del 1880 che è stata funzionale fino agli anni 90. Qui la vastità della palude di allora prende forma in un nuovo mondo, oggi raccontato dalla sua stessa storia. Quindi l'acqua viene presa dai canali che sono questi qua della campagna e viene buttata fuori di là. Se ce n'è troppa, se ce n'è poca invece lo Ma prendono. all'inizio per la bonifica era così. Esatto, hanno asciugato e hanno creato questa specie di canale nuovo. Con la bonifica, la vecchia laguna di proprietà della Serenissima Repubblica di Venezia venne divisa in prese. Qui siamo lungo la terza e la quarta, a Cacorniani, dove, lungo il Livenza, si incontra uno dei patrimoni immateriali del territorio, i campi di gelso, a testimonianza degli antichi saperi della Via della Seta del Veneto, come ci illustra Monia, la nostra guida. Tutto quello che vedete è una testimonianza del lavoro di una volta e quindi è sicuramente meritevole. Oltre al fatto che poi ci facevano anche le marmellate con le more del gelso, che tutto sommato non sono niente male. Adesso come vengono utilizzate invece queste piantagioni? No, adesso non vengono più utilizzate a questi scopi effettivamente, e quindi però sono protette proprio perché sono un valore culturale.